Poco chiaro. Va bene, Orazio. Andiamo. Signore, sei glorificato la nostra concittadina Sant'Agata con la corona della verginità e ecco, abbiamo finito la messa, ma naturalmente mentre la candelora dei rinoti che ci fa onore in questo momento, vi salutiamo cari rinoti, vi salutiamo e diamo anche a voi la benedizione, portatela in giro con la luce di questa candelora perché i catanesi siano veri cristiani, col sacco o senza sacco. Viva Sant'Agata! Come sarebbe si sente fuori? Sì, fossero loro i primi a sapere che significa mettere il sacco. Se lo sapessero e vivessero la fede con le scelte della... Salutiamo i fiorai, benedetta la candelora dei fiorai. Viva Sant'Agata! Cosa significa la fede? La fede è professione. La fede è un battesimo vissuto tutti i giorni e siccome siamo già peccatori dalla nascita, non si sa mai quante volte sbagliamo, anche tre. Io il primo che sono qua in città. E allora Sant'Agata illumini i catanesi a capire. Salutiamo anche il Cerio dei Macellai, siate benedetti, viva Sant'Agata! Chiedo scusa. Voi siete privilegiati. Caro. Faccio una casa e mi viene più da Non ho detto niente, a qua proprio. Appunto. Ma questa candela buono, la mia la inseriamo, facciamo indietro. Una benedizione anche per voi, per il percorso di Sant'Agata, e Sant'Agata sia luce, siate benedetti anche voi, cari fratelli della candelora, dei Chinaioli, siate benedetti, viva Sant'Agata, viva Sant'Agata.
Adesso benediciamo i fratelli portatori della candelora, dei panettieri così celebre. Siate benedetti, sia fede, luce, viva Sant'Agata, mi raccomando, fede e luce, viva Sant'Agata. Una benedizione al cielo della Circola Sant'Agata, mentre noi invochiamo il venerabile beato cardinale Guslet. Viva Sant'Agata! Con la possibilità. Avanti, dietro, buttarsi davanti.